suo aiuto, si può dare l'aiuto alla Marti, no? Abbiamo bisogno del suo aiuto! Abbiamo bisogno del suo aiuto! Io sono una nonna e i miei nipoti non devono essere rovinati dal GPS, va bene? Ecco, abbiamo bisogno del suo aiuto. Se lei mi fa sceneggiate con mia storia. No. Agguato al governatore Luca Zaia da parte di un gruppo di manifestanti del Comitato contro il deposito di GPL alle porte di Chioggia. I militanti hanno atteso il governatore di fronte all'ospedale dove era prevista l'inaugurazione di una nuova ala. Siamo a favore dell'autonomia del Veneto, puntualizzano, ma se la Regione non sarà al nostro fianco in questa battaglia non voteremo al referendum di ottobre. Se la Regione non fa niente per il discorso del GPL, questi bomboloni che sono a 2 passi dalle case, noi non votiamo. Cioè, questa è la nostra idea. Avere la possibilità di decidere quello che si deve fare nel nostro territorio, questa è l'autonomia per noi. Allora, fin tanto che non ci ascolteranno e la politica può fare tutto, quindi può anche tornare indietro nelle decisioni, noi abbiamo deciso che non andiamo a votare né adesso e né alle politiche prossime. Dopo qualche momento concitato, l'incontro si conclude con abbracci e strette di mano tra manifestanti e governatore, che ricorda come la responsabilità del deposito sia del governo centrale e non della regione. Capisco l'ansia, ce l'avrei anch'io, di avere un bombolone del genere fissi in casa. Resto naturalmente disponibile a incontrarvi e dialogare con voi, spiega Zaia, ma vi chiedo anche di presentare le vostre richieste per iscritto, come scritta sarà la mia risposta. Voi domandate, avete diritto, siete cittadini, a una risposta per iscritto. Preferisco che così le carte restano. E dico sempre, se poi viene qualcuno la sera a dirmi adesso vi spiego come funziona il mondo, fateglielo scrivere, me lo scrivi per favore, perché voglio dire a Zaia che non ha capito niente, però voglio mandargli quello che tu scrivi, perché quel ciago non si costruisce niente.